San Giuseppe c'è un programma molto denso di avvenimenti, intanto citiamone alcuni perché è proprio ricchissimo. Sono partiti giorno 11 i festeggiamenti, si concluderanno il giorno 19 marzo e poi riprenderanno il 30 aprile per la riapertura al culto della chiesa di San Giuseppe. Oggi, giovedì 14 marzo, si terrà alle 18:30 presso il Collegio dei Filippini un convegno sulle famiglie, poi il giorno 16 marzo, sabato, sarà il giorno dedicato ai ragazzi nella nostra città. Alle 16 da Piazza San Giuseppe a Piazza San Domenico si terranno infatti i giochi popolari, alle 18 da Porta di Ponte una sfilata di gruppi folcloristici, tra cui il gruppo Gergent, i Fiori del Mantorlo, i Tambura di Girgenti e l'Oratorio di Onquanella, e a seguire alle 19:30 si terrà in Piazza Municipio lo spettacolo dei gruppi insieme ai fratelli Licausi, mentre domenica vedremo la Piazza Pirandello stracolma di vespe. Infatti ci sarà in mattinata alle 10 un raduno vespistico realizzato e preparato dalle associazioni di Agrigento e di Porto Empedocle. Nel pomeriggio invece la Santa Messa sarà animata da 4 corali che dopo la messa omaggeranno San Giuseppe con alcuni brani, mentre il giorno 18, vigilia della festa, si terrà la celebrazione eucaristica insieme a tutte le comunità del centro storico con gli avvocati e i falegnami a cui San Giuseppe è patrono, e il giorno 19, come da tradizione, la festa di San Giuseppe inizia al mattino con lo scampanio a festa delle campane, con il pontificale alle 11 presieduto dal nostro vescovo Don Franco, alle 12 l'immancabile minestra di San Giuseppe e nel pomeriggio alle 17 la solenne processione in onore del santo per via Garibaldi, Pietro Nenni, Bac Bac, San Girolamo, Gioeni e via Atenea, con una bella sorpresa per tutti, ovvero il rientro di San Giuseppe presso la sua chiesa dopo ben 19 anni. Riprenderanno poi il giorno 30, come dicevo, di aprile, con la riapertura al culto della chiesa di San Giuseppe con il pontificale del nostro vescovo. Ecco, sono dei bei festeggiamenti e invitiamo a nome del parroco, il nostro parroco Don Enzo Sazio, a partecipare a questi festeggiamenti che toccano tutti gli agrigentini, non soltanto come comunità ma tutta la città.